Bevi caffè ogni mattina? Allora devi proprio leggere questo. Bevi caffè ogni mattina? Allora devi leggere quello che è stato scoperto in merito. Lungo, ristretto, macchiato o al vetro. La sostanza non cambia. C'è chi lo prende al bar e chi se lo fa in casa. Chi lo beve nella classica tazzina e chi lo prende in vetro. Chi lo preferisce decaffeinato e chi normale. Chi lo ama macchiato e chi al naturale. Insomma, ci sono tanti modi di prendere il caffè, ognuno si regala in base alle proprie preferenze e gusti personali, ma quel che è chiaro è che il risultato finale non cambia. Bere caffè fa bene alla nostra salute? Ovviamente l'eccesso di ogni cosa non apporta benefici, per questo è buona cosa fare attenzione a non esagerare con le dosi. Detto questo, fareste bene a continuare a leggere questo articolo. 1. È ricco di antiossidanti. Secondo uno studio condotto nel 2005 dalla University of Scranton, negli USA. Non solo il caffè sarebbe ricco di questi elementi fondamentali per contrastare l'invecchiamento, ma gli antiossidanti contenuti nella bevanda sarebbero anche maggiormente assorbiti dal nostro corpo rispetto a quelli che si trovano ad esempio in frutta e verdura. 2. Il semplice profumo del caffè ha la capacità di far sentire meno stressati. Che l'aroma del caffè sia un toccasana per le narici degli intenditori è un dato di fatto. Ma una ricerca della Seoul National University si è spinta oltre, esaminando il cervello dei topi sotto stress per carenza di sonno e dimostrando come il solo profumo del caffè riusciva a provocare cambiamenti nelle proteine che causavano questo stress. 3. Il caffè può ridurre i sintomi del morbo di Parkinson. A sostenerlo è stato uno studio del dottor Ronald Postuma, che nel 2012 ha dimostrato come la bevanda aiuti a controllare i movimenti in chi soffre di questa malattia. Per saperne di più in merito, clicca qui. 4. Il caffè fa bene al fegato, specie se si bevono alcolici. In questo caso la prova viene da uno studio che ha esaminato 125.000 persone, arrivando alla conclusione che coloro che bevono almeno una tazza di caffè al giorno hanno il 20% di probabilità di ammalarsi di cirrosi epatica, ovvero la patologia tipica di chi fa un consumo eccessivo di alcol. 5. Il caffè abbassa il rischio di tumore alla pelle. In questo caso il beneficio è circoscritto alle sole donne, come dimostrato da una ricerca della Brigham and Women's Hospital e Harvard Medical School, su un campione di oltre 112.000 donne e uomini, esaminati in un arco temporale di 20 anni. 6. La caffeina è in grado di ridurre in modo significativo i livelli ematici e cerebrali di una proteina presente nella malattia di Alzheimer. Questo effetto è stato dimostrato nei topi da un gruppo di ricercatori della University of South Florida che illustra la propria ricerca in 2 articoli pubblicati sul Journal of Alzheimer's Disease. 7. Il caffè rende atleti migliori. A riferirlo è il New York Post che, citando alcuni studi, spiega come la caffeina abbia effetti benefici soprattutto in coloro che si cimentano in discipline di lunga durata, come la maratona o il ciclismo, perché aiuta a bruciare le riserve di grasso. 8. Dimezza il rischio di diabete di tipo 2, secondo uno studio della American Chemical Society. Il consumo di 4 o più tazze di caffè al giorno può ridurre le probabilità di ammalarsi di questa forma di diabete del 50%. Per ogni tazza di caffè in più il rischio si abbasserebbe del 7%. 9. Il caffè fa bene al cervello, migliorando l'intelligenza e riducendo il rischio di Alzheimer. Alcuni ricercatori della University of South Florida e della University of Miami hanno scoperto che le persone con più di 65 anni con livelli di caffeina maggior nel sangue sviluppavano il morbo di Alzheimer da 2 a 4 anni dopo rispetto a coloro che invece avevano poca caffeina nel sangue. Non si può dire che un moderato consumo di caffè possa proteggere completamente le persone dall'Alzheimer, ha commentato il dottor Shuanai Kao. Tuttavia siamo fermamente convinti che possa ridurre in modo apprezzabile il rischio di ammalarsi o di contrarre il morbo più tardi. Come se non bastasse, già da alcuni anni è dimostrato come il caffè renda più intelligenti, nel senso che permette al cervello di lavorare in modo più efficiente e brillante, nonostante una condizione di carenza di sonno. Questo grazie alla caffeina che migliora la concentrazione e l'attenzione, nonostante si sia dormito poco. 10. Il caffè rende più felici.
Quella che può sembrare una banalità è stata invece dimostrata da uno studio del National Institute of Health, che ha provato come, in coloro che bevono 4 o più tazze di caffè, c'è il 10% di probabilità in meno di sentirsi depressi rispetto a coloro che non hanno mai bevuto un caffè. Per questo la bevanda, in virtù dei suoi antiossidanti, viene considerata un ottimo rimedio contro la depressione. Le ricerche riportate sono state effettuate prevalentemente negli Stati Uniti e naturalmente va considerato che le tazze di caffè oltreoceano non hanno quasi nulla in comune con le tazzine concentrate alle quali siamo abituati in Italia. Gli effetti benefici della caffeina, però, sono dimostrati, con sommo piacere degli amanti dell'espresso.